dialogo dell'arte, quello che unisce tre capolavori di Tintoretto, il trafugamento del corpo di San Marco, la creazione degli animali e l'ultima cena, agli artisti del contemporaneo. Dialogo fra sensazione al padiglione centrale dei giardini della Biennale per l'esposizione Illuminazioni, punto focale della Biennale d'Arte. La presenza di Tintoretto non è una provocazione, ma un momento fondamentale della storia dell'arte. I dipinti, considerati nel loro contesto storico, fecero scandalo per l'uso straordinario della luce e sembra che anche oggi siano destinate a rompere gli schemi. La loro presenza non è infatti passata inosservata, come dimostrano le opere degli artisti che hanno osato riaprire il confronto con il grande maestro. Biennale al via e proprio la presenza del trittico di Tintoretto crea discussione e dibattito. È un po' difficile ripetere un'esperienza del genere. So che ci sono pareri contrari, qualcuno anche di segno opposto, ma questo testimonia la vivacità che sempre ci deve essere intorno a un dibattito culturale. Entrare in Illuminazioni significa percorrere una linea obliqua che si espande tra artisti emergenti e big affermati, come Maurizio Cattelan e i suoi piccioni impagliati che fanno capolino in più zone della mostra. L'esposizione curata da Bice Kurger diventa punto focale di una biennale da record, 89 padiglioni nazionali più 37 eventi collaterali. Non solo ai giardini, tanti padiglioni sono sparsi nelle diverse sedi della città, una biennale che si espande nel terreno fertile di Venezia, che torna sede mondiale dell'arte e, perché no, anche delle luci del jet set, perché nei giorni del via alla biennale arrivano la spicciolata capi di stato e VIP, si preparano feste multimilionarie e brindisi dorati, in attesa che qualche artista un giorno trasformi anche il gossip in un'opera d'arte.